Ecco, giorni fa abbiamo ricevuto una lettera di una paziente, lei gestisce il reparto del dolore, della terapia del dolore ad Agrigento, è un reparto importante dove dava merito del vostro impegno, del suo e di tutto il reparto intero. Sì, io sono il direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Agrigento e fa capo a me il servizio di terapia del dolore gestito dal dottore Farrugia. È un'attività che dà tanto merito, tanta voglia di fare sempre di più, perché siamo partiti veramente dal zero quando l'abbiamo creata, l'abbiamo istituita per la nostra volontà, la volontà della direzione strategica, e oggi abbiamo grandi risultati. Abbiamo praticamente azzerato quella che era la mobilità verso gli ospedali del nord, perché ad esempio mi viene da pensare l'impianto di uno stimolatore midollare vedeva tanti pazienti correre verso l'Emilia Romagna, la Lombardia. Oggi questa è una realtà che possiamo anche attuare da noi. Ecco, cosa bisogna fare per recarsi da voi, per avere anche una consulenza? Si fa una prenotazione attraverso ricetta del medico curante per visita antalgica, e questa prenotazione attraverso il CUP ci darà poi una data che verrà servita presso i nostri ambulatori. Ecco, ci sono delle richieste attualmente per questo tipo di servizio? Sì, abbiamo tantissime richieste, una lunga mole di lavoro che ci vede fronteggiare ogni giorno diverse patologie algiche, e devo dire con grandi soddisfazioni.